Particolarmente partecipata e intensa è stata la prima delle 3 giornate della prevenzione e screening sanitari gratuiti promossi dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dall'avvocato Gaetano Salemi. Ieri pomeriggio presso il centro commerciale Città dei Templi di Agrigento, grazie alla professionalità e alla competenza dei medici Salvatore Condello e Calogero Capostagno, sono stati effettuati ben 205 screening gratuiti del diabete alle persone che si sono avvicinate alla postazione Lions per effettuare i test di prevenzione. Nel corso del pomeriggio, oltre allo screening del diabete, i medici hanno sottoposto oltre 150 persone alla valutazione della pressione arteriosa, fornendo loro ulteriore servizio di sensibilizzazione e di supporto. In alcuni casi sono stati individuati soggetti a rischio per entrambe le patologie e per questa ragione è stato consigliato loro di approfondire il controllo con visite specialistiche presso i propri rispettivi medici. Una domenica insomma all'insegna del Luiserva al servizio della comunità per far conoscere il diabete e l'importanza della prevenzione di questa diffusa e pericolosa patologia. Per l'occasione hanno presenziato e arricchito l'importante momento di servizio supportando la mission della sensibilizzazione alla prevenzione del diabete, la coordinatrice della causa globale diabete del multidistretto Leo Marta Castelli e la giovanissima Nicole Di Caro, presidente del club Cuccioli Agrigento Valle dei Templi. Un ringraziamento da parte del presidente Salemi va ancora al dottor Salvatore Condello, Calogero Capostagno, per l'aiuto a rendere concreto, utile e professionale il servizio e alla direttrice del centro commerciale Città dei Templi, sempre sensibile e disponibile alle attività rionistiche di supporto alla comunità e alle farmacie di Gangi di Porto Empedocle e Saieva di Favara per aver reso disponibili i dispositivi medici per lo screening del diabete. Appuntamento alla prossima domenica 17 novembre dalle 16 alle 20, sempre al centro commerciale Città dei Templi di Agrigento per lo screening gratuito cardiologico che sarà condotto e curato dal dottor Carmelo Vitello.